immagino. Ora abbiamo avuto la fortuna in questa scorcio di legislatura di mandare in Parlamento gente nuova, gente che non è bevuta dai soliti partiti. Voi sapete, i partiti servono, i partiti hanno bisogno da molto tempo a questa parte di gente vigia, che dica di sì, perché se qualcuno dice di sì, viene subito buttato fuori dai partiti. Si spera negli ultimi arrivati che noi quali, siccome si chiamano cittadini, si spera di avere un rapporto molto, molto intenso, e siano i nostri portavoce di istanze popolari e di istanze di giustizia sociale. Quando noi facciamo il discorso della pensione, non lo facciamo perché vogliamo lavorare meno e lavorare tutti magari, ma lo facciamo perché la nostra categoria in particolare ha un invecchiamento così precoce, così drammatico, che nessuno di già 58, salvo pochi, io sono uno di quelli, arriva a 58 anni in macchina, perché prima si cominciano a selezionare con visite eccetera eccetera e si diventa inidoni. Ora tutto a un tratto non solo ci hanno levato il riconoscimento di categoria usurante, guardate, le categorie usuranti rimaste, lo dico per loro, chiaramente io sto parlando a voi perché loro sanno bene, e sono per esempio uno che manda un pulmino per la scuola, è riconosciuto malattia usurante. Uno che guida un treno, giorno e notte eccetera eccetera, non è categoria usurante. Che vuol dire? Vuol dire che prima, fino a un anno o due fa, ci veniva riconosciuto un bonus di un anno ogni 10, o frazione di 10, fatto sta che invece di 58, se uno aveva lavorato 30 anni da macchinista, aveva 3 anni di premio, eccetera, eccetera. E allora ci sapeva questo riconoscimento che è in tutta Europa. In tutta Europa i macchinisti vanno in pensione a 54 anni in Francia, 55 in Belgio e così via, cantando. In Europa è venuto la Fornello e ha detto: oh, qui si campa di più. E allora, siccome campate di più, invece del 58 andate a 67, 9 anni in più dalla sera alla mattina. Tenete presente che a 58 di già non ci si arrivava. E in più noi si è prodotto degli studi scientifici, vedete queste argomentazioni, perché siccome siamo una categoria speciale, i gerontologici, il professor Antonini, i luminari, ci hanno studiato e hanno visto che noi si muore a 64 anni, quindi se in linea media, se la pensione si deve avere a 67, hanno risolto tutti i problemi delle pensioni, perché teoricamente nessuno ci arriva. E più ci hanno detto che ci sta un invecchiamento precocissimo rispetto a un'altra categoria, che sono i pescatori di Marsala del Vallo, e quindi ci veniva riconosciuto queste cose hanno detto tutti uguali. E guardate, su questa politica dell'egualitarismo, si chiama così sindacalmente, noi ci hanno fatto un masso così, tutti uguali, 40 ore, tutti uguali, già c'è chi le fa di notte e chi le fa di giorno, c'è chi le fa su un locomotore dove non c'è caldo e freddo e chi le fa nell'aria condizionata. Quindi questo egualitarismo ci ha sempre fregato, perché noi diciamo partiamo dalla specificità, giudicate voi se noi ci si merita o meno. Fatto sta che noi, appena arrivato il Movimento 5 Stelle, ci siamo coscienti, perché un'altra cosa, Tiziana e agli altri lo voglio dire, su questo noi pesa anche i rapporti con i sindacati confederali. Noi siamo stati una categoria di punta, si diceva una volta, ma un pochino difficile perché si era diversi, e quando siamo diversi questo ugualitarismo non ci sta bene. So se rendo l'idea, perché noi ci sono i nostri problemi, si sta 30 ore fuori casa, si lavora non a turni, giorno, mattina, pomeriggio e notte, ma a turni dove si salta pasti. Tutto questo comporta cominciare a lavorare alle 2 la notte, e dopo dice che tu lavori 4 ore di notte perché alle 6 finisce la notte. No, per noi finisce alle 11 perché si mette alle 11, quindi c'è tutta una specificità. Io sto parlando per i deputati che entrano in pista, soprattutto perché siccome la nostra riunione
continua tutto il giorno, va bene, avremo modo di parlare da noi quando arrivano, perché so che arrivano anche più tardi, verso mezzogiorno. E allora non siamo graditi ai confederali, perché siamo una categoria prima di tutto auto-organizzata, e quindi quando siamo auto-organizzati non siamo gestibili dalle oligarchie e dalla burocrazia sindacale, va bene? Non a caso abbiamo fatto il COM, dove il 98% dei macchinisti aderiva e c'era un altro deputato, dopo magari venite qua, ve le presento, perché per noi, Marco, io ho cominciato, perché si è avuto la fortuna, vorrei dire disperata, mi confesso, ve l'ho anche detto, no? Perché io con la Tiziana l'ho vista venerdì e ho detto vieni, dopo lo dico a tanti, dopo nessuno viene, e allora gliel'avevo nemmeno detto, il fatto di vedervi qui un pochino presenti, per noi ci dà fiato, vi si dà credibilità, credo che vi interessa anche a voi. E allora con questi confederali, riprende il discorso, non siamo molto insieme, e appena noi ci rivendica qualche cosa, dicono per tutti. Guardate, noi non siamo così corporativi dicendo per noi e basta, no, lo dato anche a tutti, basta che lo diate a noi. Il problema di oggi è che i soldi non ci sono per tutti, la Filippa è questa e la deve mangiare chi ha fame, e chi ha fame siamo noi. Perché non possiamo fare il macchinista fino a 67 anni, perché le condizioni di lavoro dei macchinisti a miei tempi erano già dure, ma io ho le agende in tasca, me le guardo e le lascio, ma i macchinisti di oggi come Marco, vieni qua, questo è lui che mi sto rubando l'introduzione, e quelli come lui che si fanno i turni su Frecciarossa da soli, io facevo 3.000 chilometri in mese, perché andavo per Pistoia, Firenze, Bologna, Roma era diciamo una cosa. Questi partono da Firenze, arrivano a Torino, ritornano di là, prendono un caffè, lo potrà raccontare. E più c'è una serie